Allora, è per voi, insomma, per chi mi ha chiesto, sono qua con Simone che si sta preparando a partire. Noi avremmo dovuto vederci ieri, e, insomma, il caso ha voluto che non si potesse fare questa cosa, allora sono venuto a salutarlo e a portare il saluto di tutti e poi a confessare il nostro segreto che Simone non sapeva, e che è che mentre noi cercavamo di dare una mano a Simone per questo suo progetto e questo suo sogno, e Simone è sempre più veloce di noi e quindi si era anche già arrangiato, abbiamo capito che dargli una mano era difficile, ma allora abbiamo voluto dare una mano alla gente a sapere quello che Simone sta facendo e ha fatto anche per la comunità di Perdamano e non solo. Allora, da questa cosa qui poi, grazie anche a Alfredo Longo che mi ha coinvolto ancora quasi ormai un anno fa, c'è stato un passaparola ed è uscito tutto l'affetto che la comunità ha per Simone, e quindi noi, senza dirgli niente, con la complicità poi di Cristina e di Sebastiano, abbiamo organizzato, grazie alla Serenissima, grazie al presidente Piscitelli, a Luca Michelini e a tutta la gente che ci ha dato una grandissima mano, un torneo meraviglioso. Abbiamo giocato delle serate facendo un torneo a te dedicato, dove sembrava fosse una cosa così, partita così proprio tra di noi, giusto per dirti sì, siamo e aspettiamo la tua partenza. Ed è stata una cosa enorme che ha visto una partecipazione tra atleti e visitatori quasi di 100 persone. Io mi ero sentito con Cristina, questa cosa qua è nata per questo, quindi la Serenissima ci ha messo a disposizione i suoi campi e ci ha dato la possibilità di averli gratuitamente. Noi abbiamo fatto un ricavato con un chiosco dove ci siamo veramente divertiti anche, quindi grazie anche a te per questo. E questo ricavato l'abbiamo raccolto per una sponsorizzazione, chiamiamola così noi, per Cristina e Seba che ti seguono e che ci facciano dare porter. Appunto, noi vogliamo sponsorizzarli perché poi ci facciano un reportage di tutte le tue giornate e anche della vacanza che farete. Quindi con questo sono già d'accordo con Cristina, poi andremo a consegnare a loro che sono il tuo sponsor più vicino, e quindi appena aspettiamo che escano da questa cosa qua abbiamo il nostro ricavato da dargli, ne abbiamo già parlato. Sì, io prendo un attimo la parola perché sono stato zitto fino adesso, perché mi rimango un attimino senza parole davanti a un discorso del genere. Giuro che non sapevo nulla di tutto questo e non fa altro che emozionarmi ancora di più in questa cosa, perché Ci fa piacere. veramente, Thomas, No, ma ci sì, fa non piacere. penso di fare No, niente di no, ma che, hai fatto tanto e non anche. voglio passare come un eroe. No, però. Spero solamente di lanciare un messaggio alla gente che non deve abbattersi alla prima difficoltà, ma c'è sempre una strada da seguire per venirne fuori. Io l'ho trovato nella bicicletta, qualcun altro lo può trovare nel calcio, Assolutamente. in qualsiasi altra cosa. Questo è... Ecco. Guarda, io Simone, io ricordo una frase di Ali Zanardi, altro personaggio strepitoso secondo me, che un giorno ho letto che diceva che la vita è come un caffè e può essere molto amaro, però se noi non lo mescoliamo puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi e rimane amaro. Ecco, tu secondo me sei l'emblema di questa cosa qua, sei riuscito a rendere un amaro molto dolce per te e per gli altri. Secondo me l'esempio che tu dai, tu dici io non faccio, però non è questione di essere eroe, tu dai un esempio e una forza a persone che per mille motivi nella vita possono essere abbattute o possono dire per me non c'è più speranza. Secondo me dai un esempio enorme. In più c'è da dire che poi magari col tempo, con i social e quando ritornerai la gente magari passeremo un po' di cose che hai fatto delle cose anche per la comunità, dal dare una mano alla sagra come ti abbiamo visto tutti, o a liberare nei tempi in cui eravamo chiusi il Royale, le zone del Vialetti per fare le giri in bici, insomma hai tante tue iniziative che magari poi ne riparleremo. Io ti porto, tra l'altro senza di loro non sarebbe stato possibile,
e i saluti del presidente Piscitelli di tutta la Serenissima, che hanno voluto appunto portarsi Mamma mia, la con indosso loro, subito questa. con te un po' di Pradamano, e poi ti porto i saluti. Un mio caro amico Andrea Cainero e suo papà Enzo Cainero, che poi è il patron del Giro d'Italia Aspetta in solo Friuli, un vai, attimo. vai, che è il patron del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, che avrebbero voluto partecipare ieri sera, purtroppo No. non hanno potuto, ma mi mandano i saluti, un in bocca al lupo, farti sapere che hanno saputo della tua storia, che ti hanno osservato. Andrea è venuto anche a giocare con noi e ti ammirano molto e sperano di esserci magari quando tornerai. Esatto. Qua ci sono, Ok, poi vedrai metto- tante cosette, avrai, vabbè, questo puoi vedere, tutti hanno lasciato degli occhiali, tutto insomma inerente Mamma al bici, mia. zoncolan, poi le maglie, quelle tecniche. Eh. Io spero che questa non avrà bisogno, sono 40 gradi. Comunque ci sono tutte le cose del Giro d'Italia e appunto anche Enzo Cainero e suo figlio ti fanno in bocca al lupo per questa bellissima avventura. Tutto qua. E beh, Grazie, ti Simone. sembra poco? E grazie Simone. Ecco, io vi ringrazio, per me è stata davvero una grande sorpresa. Ieri sera purtroppo per questioni di sicurezza Giusto. vostre ma anche mie ho preso quella decisione amara, però prometto che al rientro sarà sicuramente più diciamo vivace E completo, e con anche, più dai. notizie Esatto. da riferirvi, ecco. Esatto. Perché bisogna fare le cose e poi raccontarle. È giusto. Quindi niente, io vi saluto e ci vediamo a settembre per il reportage. a casa. Ok, grazie infinite a tutti. Grazie. Eccoci qua.